Nona vittoria consecutiva in campionato ed espugnato il Palaigor di Novara. Il 23esimo derby del Ticino è dolcissimo per la Unity Work Busto Arsizio, che vendica la sconfitta dell'andata e batte con il risultato di 1-3 l'Igor Gorgonzola Novara. Una partita bellissima, combattuta soprattutto nei primi due parziali in cui le formazioni si sono date da fare in attacco. 23-25, 22-25. In un batter d'occhio le farfalle si portano sullo 0-2 grazie all'ottima prova di Gray e Gennari. Il 25-19 del terzo set segna la riscossa di Novara, che però non si ripete nel quarto parziale. Busto Arsizio comanda fino al 17-25 finale, conquistando meritatamente una vittoria frutto della grande maturità delle ragazze di Musso. 13 punti, 48% in attacco e pochissimi errori. Questo è lo score dell'MVP della serata, Alessia Gennari. Con il secondo posto già blindato, per le piemontesi arriva una sconfitta indolore, mentre la Unity Work si gode il grande risultato. Il quinto posto è solo 2 punti. Sì, abbiamo giocato leggere e quando giochiamo così è bello, ci divertiamo. Era il nostro obiettivo perché stiamo facendo un pochino fatica a recuperare le energie, come penso anche Novara, però sono molto contenta del livello perché secondo me stasera si è giocato a un bel livello di pallavolo, quindi ci siamo preparati in vista di prossima settimana.